Oggi vorrei arrivare al mare. Quasi finiti i pannelli solari, arriviamo alla chiusa che collega il canale al Po e ho preso una decisione che fino a qui sono 13 km e mezzo. L'idea era andare avanti più o meno altrettanti chilometri e poi farmi venire a prendere da qualcuno, ma visto che si tratta di tutta strada con le macchine accanto e questo pezzo di strada è molto più bello, ho deciso di tornare indietro verso casa, così in totale farò 27 km e comunque una bella passeggiata. Come prima esperienza in camminata in piano. Adesso arrivo alla chiusa, faccio una foto e poi torno indietro e provo a fare una strada alternativa, quella che consigliava il cartello, quello lì del Nordic Walk. Quello è il Po. Alla fine ho deciso di tornare indietro, cerco di fare delle strade alternative per esplorare e conoscere meglio le mie zone, perché è inutile andare avanti a testa bassa solo per fare chilometri. Lo scopo della passeggiata è più quello di godersi la natura, passeggiare e vedere strade che non hai mai visto. Ogni sentiero nuovo hai la mente che si apre di più. È anche molto particolare. Ho appena visto una lepre passare, non mi sembra tanto in uso questo passaggio. Questa mia decisione di tornare indietro scegliendo strade alternative era, pensandoci un attimo, abbastanza prevedibile. Sono abituato a fare sentieri di montagna e c'è la possibilità di scegliere tra un sentiero in mezzo a nulla e una strada trafficata. Il sentiero è sempre la prima scelta. Questo pezzo di strada fa quanto schifo, non ho neanche registrato perché ero impegnato a rimenarmi tra rovi e ortiche. Non è proprio un bel sentiero, molto esplorativo. Sono abituato, visto che quando facciamo urbex è da così a peggio, però lo facciamo in pieno inverno di solito con pantaloni lunghi, giubbotti e non in braghe corte e maglietta sintetica, dove i rovi si attaccano in una maniera, ecco, vedete qua, un disastro. Andiamo a passare sotto. Ai 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 ai. È diventata un'avventura. Chissà se riesco a uscire da qui. L'alternativa è sempre, tanto basta tornare indietro e una via si trova sempre. Ok, metto via il telefono. Niente da fare, sto tornando indietro perché ci sono troppi rovi. E la strada praticamente non c'è. Dobbiamo salire per di qua, ma non vedo una via pulita per uscire da questa penisola. Aspetta, forse per di qua, vediamo.
Iscia. Vediamo qua se c'è da qualche parte. La risposta è assolutamente no. Niente, torniamo indietro e rifacciamo la strada normale. Per quella divagazione ho perso 45 minuti, non sono persi, insomma, sempre esplorazione, passeggiata. Adesso ho riguadagnato la strada che conosco e vediamo di accelerare un pelino il passo per non arrivare troppo tardi. 3 ore e mezza, abbiamo fatto 17 km e 3. Che bello che è camminare in mezzo alla natura, ti fa dimenticare tutto lo stress, tutte le ansie della vita tutti i giorni, del lavoro stressante, delle continue telefonate, problemi, burocrazia infinita per qualsiasi cosa. Mentre stavo facendo quella divagazione per Rovi, vi stavo parlando del Cammino di Santiago. Vi raccontavo che ho visto su YouTube un sacco di video di camminatori che hanno intrapreso il Cammino di Santiago ed è anche da lì che è cominciata la mia passione per camminare. Sarebbe bello farlo, ma bisogna avere del tempo e anche un bel po' di risorse per fare un cammino del genere. Comunque mi sono fatto una mia idea. Ho visto sia il cammino francese e sia quello portoghese. Ecco, per dire, il cammino portoghese fai praticamente gran parte di zone industriali, città, quasi tutto asfalto, non mi piace, non ha quel senso di camminata che intendo io. Invece il cammino francese, anche se ci sono delle tappe in cui fai anche una giornata intera a costeggiare l'autostrada, comunque ci sono un sacco di strade di campagna, terra, sassi, ed è quello il cammino che voglio fare. Ho visto anche qui in Italia ci sono un sacco di bei cammini, tipo la Via degli Dei, solo che mi sembra un po' difficoltosa. Ho visto gente anche molto preparata a far fatica, perché è un sacco di dislivello, però sarebbe bello fare Bologna-Firenze a piedi. Siamo alla soglia delle 4 ore e siamo sui 20 km, quindi la media è quella del 5 km orari. Non so se sia una buona media o una cattiva media, non ho punti di riferimento, comunque questa è la forma fisica che ho per adesso. Siamo a 22 km e mezzo e comincia a sentirsi la fatica. Voglio tornare con le mie forze. Ho trovato comunque una strada diversa da quella che ho fatto all'andata. È il percorso Top Walk, carino. Ho trovato un sacco di gente in bicicletta, a piedi nessuno, solo io. Adesso c'è un po' di nuvole che
non fanno proprio male, un po' di frescura, l'aria comunque ancora calda per essere alle porte di novembre. Non so quanto manca, ma penso di arrivare per l'una. Il percorso qui non è tenuto proprio benissimo, l'erba è molto alta, fa perfino pensare un po' a dire: ma è giusta la strada? Chissà dove mi porta. Non che ci sia una via d'uscita, perché tornare indietro sarebbe devastante. Comunque all'orizzonte vedevo i monumenti di Adria, il campanile della cattedrale, il grattacielo, l'acquedotto, il cammino dello Stelio a Moleara. Ecco, qui c'è un cartello, ne ho visti tanti. Voi siete qui e Adria è lì. Siamo quasi arrivati. Forza! Mi sono ricongiunto con la strada di questa mattina, quella dove sfrecciavano le macchine vicino, quindi da qui è tranquilla fino a casa. Siamo sui 25 km adesso e comincio a sentire la fatica. Infatti di fila per oggi questo è il mio limite. Adesso arrivo a casa, serve un'altra mezz'oretta, 40 minuti. Siamo a 26 km e mezzo, siamo alle porte di Adria, siamo sotto i cantieri navali Vittoria, quindi siamo quasi arrivati. Le gambe non ce la fanno più. Ora si cammina solo con la forza di volontà, con il cuore e con la voglia di arrivare alla fine e basta, perché di forza non ce n'è più, le energie sono finite, ma si cammina lo stesso, non ci si ferma mai. Quello che spinge a camminare è proprio la grande forza di volontà, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Non ci sono percorsi facili, l'unica è avere la testa e il cuore per andare avanti. Solo grande ha una grossa motivazione, si possono fare queste cose. La mia vita è sedentaria, quindi non sono abituato a muovermi, sono seduto tutto il giorno e quindi fare queste camminate è veramente una grossa fatica e serve tanta forza di volontà. Eccoci alle porte di Adria, cantieri navali, campanile, il centro Vidai dove andiamo in palestra. Siamo a casa praticamente. Ultimo pezzettino e posso dire di avercela fatta con le mie gambe. 5 ore e 20, 28 km e mezzo. Vedo casa e sono arrivato. E anche questa è fatta. Ciao e alla prossima.